Movimento 5 Stelle, primo partito in Veneto. Il PD non ottiene quanto aveva sperato. Crolla la Lega Nord che sta a galla grazie all'accordo con il PDL e questo aspetto mette in discussione l'alleanza in regione. Beh, ma non va mica bene così. Quando i rapporti sono 2-1 e l'uno ha il presidente, l'altro deve essere compensato. Quindi io comincerei a discutere dell'assessorato alla sanità, tanto per cominciare, e poi anche di una rappresentanza maggiore in giunta. Beh, l'euforia elettorale ci sta, ovviamente poi noi stiamo governando bene e direi che non è il caso che qualcuno tiri il freno d'emergenza e fermare un treno ad alta velocità per cambiare assessori a 1 anno e mezzo dalle elezioni, per cui per quel che mi riguarda non cambierò nessun assessore. Però il PDL è la prima forza della coalizione di centrodestra in Veneto, ricorda a Zaia il segretario regionale Giorgetti che ha convocato per giovedì la direzione per analizzare il voto e l'alleanza a Venezia. Poi si deciderà se ci sono eventuali iniziative politiche che vorremmo assumere, però deve essere presa in una logica collegiale, io non voglio strappi di alcun genere, deve essere una decisione comune del partito e la prenderemo nei prossimi giorni. Nessuno strappo, ma tirar fuori gli attributi sì. Intanto nella Lega è bufera di critiche sul segretario Tosi, anche Zaia esce allo scoperto. Il tema è quello che tu non puoi dopo 6 mesi consegnare un partito che è lacerato. C'è una piccola scariazione è diventata una lacerazione con la gangrena. Non credo che abbia fatto il gioco del PDL, certamente non ha fatto il gioco della Lega e il risultato è tragicamente disastroso. A Verona il risultato è stato del 12%, 12% la Lega a Verona, è clamoroso. Anche tra i leghisti, approdati comunque in Parlamento, serpeggia la voglia di chiarimento. Massimo Bitonci ha chiesto un nuovo congresso, Zaia è d'accordo. È doveroso fare una bella assemblea nella quale si coinvolgano militanti e amministratori che sono il nostro patrimonio per condividere riflessioni e anche per parlare eventualmente del contenuto del nuovo contenitore.